canale e domani vi godete mezza reaction e analisi intera, perché c'è molto da analizzare. Dovete ascoltarvi bene e dobbiamo essere molto molto calmi. Signori, non ci siamo proprio. Diciamolo chiaramente che non ci siamo proprio. La cosa importante è che mangia lo H perché se no non, io sono a lavorare, non vi vedo, ma non ha importanza. Quello che succederà, forse è privato il video, non lo so, ma va male. Allora io mi sfogo, vado libero. Che fatica incredibile. E non si può fare a meno di ammetterlo, una fatica bestiale. E io l'unica cosa che mi sentivo di dire a Conte era: non ho capito Caprile, non ho capito Meret Caprile, perché sulla formazione tu gli puoi dire quello che vuoi, ma alla fine lui ti dirà: io questi ritengo che siano i migliori, e vabbè. Non ho capito Meret Caprile, perché a quel punto tu porti Caprile a sperare. Lasciate il like, vi vedo arrivare, c'è tanto da lavorare, e infatti sì. Amici, lo so, siete bellissimi, vi chiedo il like e vi chiedo un po' di pazienza, purtroppo sono al lavoro e già il fatto che sia finita ai rigori mi impedisce, devo veramente scappare, sono già pronto, cioè ha già suonato, veramente. Quindi, Conte, non l'ho capito e dobbiamo avere la libertà di dire: questa cosa non l'ho capita. Questa è la prima riflessione che volevo fare, questo fatto che Conte, e fidiamoci di Conte, ci dobbiamo sempre fidare di Conte, cioè qualsiasi cosa fa questo cristiano Gesù Cristo in terra non può, è infallibile. E invece no, se uno ha un dubbio anche su Conte si può dire, e io questa storia di Meret Caprile non l'ho capita, poi me la spiego, già previsto tutto. Meret, eroe di Coppa Italia, ritrova la fiducia in se stesso, i tifosi si calmano, e grande Meret, eccetera eccetera. Chiarillo, radio ufficiale, e dirà parolacce, mamma mia. Allora, siamo un po' più sereni, vedo che c'è un clima sereno. Signori, siamo molto in ritardo, c'è molto da lavorare e secondo me c'è una cosa che su cui non stiamo battendo abbastanza. Questo è un progetto sui 3 anni, non è sul subito. Qualcosa si farà, perché le varie cose di mercato che sappiamo, tra Brescianini, Gilmour, arriva Neres, si sistema Osimhen, Lukaku, si farà, ma questo non è una squadra che direttamente va per direttissima di nuovo a lottare per lo scudetto. Quindi ci vorrà del tempo, e se lui ha detto amma faticà, abbiamo detto noi dobbiamo dare un po' di tempo a quest'uomo di lavorare e anche alla società di risolvere i disastri perché si sono fatti dei disastri a partire dall'operazione Osimhen, che è un disastro senza precedenti, lo ve ne state accorgendo. Cioè tu c'hai Osimhen, ma meno male che è andata così ai rigori, altrimenti sai che polemiche con Osimhen non convocato. Tu che non riesci a fare mezzo gol neanche per sbaglio, tieni Osimhen in panchina. Abbiamo tirato, l'altra riflessione, abbiamo tirato assai da fuori, il che va bene, ma abbiamo gente che non sa tirare da fuori, ci tirava da fuori anche Sa. Vi renderete conto che anche la non presenza di Fonoruscio è una stortura assoluta, quindi c'è tantissimo da lavorare. Meno male che nasce questa stagione con un po' di mazzo, perché signori, nel primo tempo quelli meritavano l'oro, diciamolo chiaramente, e su questo si lavori con la vittoria in tasca. Arriva chi è? Nicola Farro, ti chiedo scusa. No, ma non è nemmeno questione di chiedere scusa. Meret è un portiere normalissimo, come tutti i portieri fanno degli errori. Meret in particolare è molto attaccabile, perché fa quell'errore, lo fa spesso, forse per troppa sicurezza e non per insicurezza, ma dà insicurezza al resto del reparto. È inutile ripetere le stesse cose su Meret, però il vizietto di parare qualche rigore Meret ce l'ha, e allora Conte aveva previsto tutto. Meret eroe e tutti sulla barca di Meret. Capiamo una cosa:
Dobbiamo lavorare e bisogna dare tempo, ma il Modena meritavano loro nel primo tempo, l'incrocio dei pali, quel tiro dove quello gliel'ha tirata Palumbo, gliel'ha tirata in bocca a Meret, solo contro il portiere, gliel'ha appoggiata di piatto. No, allora quindi noi abbiamo rischiato tantissimo, abbiamo fatto una fatica bestiale per creare delle cose. Siamo ovviamente ancora, leggevo Rongoni, siamo ancora un po' sulle gambe, sicuramente, cioè nel senso affaticati, carichi di lavoro, però non si può più dire calcio d'agosto, è finito, lo so che è calcio d'agosto, ma non si può dire più, perché la stagione è iniziata, la stagione comincia ad agosto, sappiamolo, manca qualità, lo so, è vero, è inutile dire come mi manca Zielinski là in mezzo al campo, qualcuno va in freva se lo dico, però io dico mi manca Elmas, mi manca uno che ha il cambio di passo, che vede la porta, che doveva essere l'erede di Zielinski senza alcun dubbio, si doveva prendere quella fascia di campo, dialogare con Kvara e doveva essere lui il futuro di quel centrocampo, e invece lì si è fatta una scelta incomprensibile e speriamo che Gilmour speriamo che Gilmour, che è un low box to box, capitemi, possa dare qualità, possa dare verticalità. Non andiamo bene, insomma, con Mazzocchi sull'esterno. Avete visto che ha messo Gong a tutta fascia nel finale? Perché è inevitabile, non si cambia modulo. Avete visto, poi solo nel finalissimo ha messo le 2 punte. Però Shedira, chissà se questa cosa indirizza anche un po' il mercato, perché alle volte sono storie di calcio che funzionano così, no? Shedira sbaglia il rigore, lo vuoi cacciare, o magari non se lo compra più. Simeone però il rigore lo mette. Kvara mi ha fatto cacare sotto, però l'ha messo anche lui, anche il capitano, ma una paura addosso incredibile, una fatica bestiale. Il Modena ci ha ingabbiato, poi il secondo tempo io lo riguardo stanotte. Perché da telefonino non si può fare l'analisi tattica, però c'ho mezza reazione per voi, quindi voi lasciate un like adesso, voglio vedere i like salire. 158 non va bene, abbiamo passato il turno, è una finale, i like per la finale, salite, dovete arrivare a 470, 460, sali coi like, dai, YouTube non sale. Mazzocchi sta salendo, bravo. Mazzocchi, poi entra Olivera, Spinazzola distrutto. Serve qualità, serve dare un po' di tempo a sto Cristiano in panchina, serve completargli la rosa, perché questa non è una squadra, guardate chi ci stava in panchina, non è una squadra che può affrontare la Serie A. Ma serve Osimhen per battere il Modena? Sì, avete visto? Sì. Cioè non serve Osimhen, ma serve una squadra completa, che ha lavorato insieme e che ha studiato delle soluzioni. E quello che vi ho detto un po' di tempo fa sottovoce, alzo un pochino la voce, senza urlarlo, ma la alzo un pochino. Quando arriva Lukaku, secondo me Conte al 3-5-2 ci penserà, perché questo centrocampo a 2 con Anghissà, non lo so, lo podcast sta facendo il suo lavoro e sta più avanzato di Anghissà, perché poi c'ha pure lo spunto, lo podcast sta facendo un ulteriore salto di qualità. Anghissà mi è sembrato abbastanza voglioso di recuperare la palla, però manca ancora quello spunto del grande centrocampista, è lontano dai ricordi che avevamo. Sono convinto che arriva Lukaku, sì, per forza, sono convintissimo, cioè sono convinto che quelli di cui ci ha parlato Romano devono arrivare per forza. Le parole di Manna sono state un po' sibilline. I like, voglio 281, me ne vado. Le parole di Manna sono state un po' sibilline, perché ha detto no, quello Osimhen ci ha chiesto di andarsene, quindi il gruppo si deve formare, non deve creare. Vabbè. Poi tu dici no, ma Lukaku è un giocatore del Chelsea, noi abbiamo Victor, quindi siamo tranquilli, e altri, quindi siamo tranquilli. No, non ce l'hai Victor, non ce l'hai, capiamoci.
Quindi tu Victor Osimhen non ce l'hai, perché se non te lo porti in una partita ufficiale dentro o fuori vuol dire che non ce l'hai. Non hai Osimhen, hai un giocatore che paghi 11 milioni e non ce l'hai. Quindi deve per forza uscire Osimhen. Se Conte ha chiesto Lukaku, gli devi per forza dare Lukaku. E dallo stipendio che risparmi di Osimhen devono uscire i soldi di Lukaku e i soldi del rinnovo a Kvara. È quasi matematico. È quasi matematico. 6 a Lukaku, 5 a K, una cosa del genere. Deve assolutamente andare così. Gli devi dare, può piacere o no Lukaku, può piacere o no, se possiamo aprire una discussione. Ma se Conte ti ha chiesto questo, lo devi accontentare, perché non devi dare alibi a Conte. Non dare mai alibi a Conte, lo avete visto oggi. Il Conte lamentoso, il Conte che protesta con l'arbitro. Non ci danno il giallo, non ci danno il fallo, troppi falli. Guardatelo Conte, Conte non è Gesù Cristo, vi dovete calmare. Tutti quelli esaltati su Conte, calma. È un ottimo allenatore ed era quello che serviva per dare la forza all'ambiente di risalire e non deprimersi, giusto? Ma non è il Cristo sceso in terra. Ci tengo, bisogna dargli il tempo di lavorare, bisogna non dargli alibi, quindi dagli tutta la squadra, altrimenti è colpa tua. Dagli tutta la squadra e purtroppo vi devo dire dobbiamo portare pazienza, perché non tutte le cose si possono risolvere in questa finestra. Non lo so se a gennaio il Napoli si muove, perché ci diranno il Napoli può sempre fare qualcosa a gennaio. A gennaio il Napoli si muove poco, però nell'ambito dei 2 almeno dobbiamo ragionare sui 2 anni. Questa è la situazione. Quindi io vi abbraccio, vi bacio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, devo andare a lavorare. Dovete lasciare i like, vi dovete iscrivere al canale, perché io farò delle analisi precisissime. Io sono un tifoso come voi e ci dobbiamo divertire. Godetevi il percorso. La prima c'è Udebon, con grande fatica, ma vuoi vedere che sia di buon auspicio. Conte un genio. Un genio.